Abbiamo letto un sacco di stupidità pure su Repubblica relativamente a tanti incidenti, scippi ai Rolex, rapine, borseggi, un'infinità di episodi del genere. Ma lei sa meglio di me che si... Un attimo, no, vabbè, lasci stare. No, un attimo, chiedo scusa. Le stupidità sono infinite in questa città, perché qualcuno mi dovrebbe spiegare, magari mi farebbe piacere se me lo dice lei, non abbiamo tempo. Come si spiegano milioni di soldi buttati in videosorveglianza e le telecamere non funzionano, come si spiegano addirittura il progetto del Comune di Napoli di garantire strade sicure, presidiate, blindate per i turisti, rispetto all'idea provocazione dell'associazione Telefono Blu che ha detto ben vengano le ronde ai turisti. Me lo spieghi per favore? Valentina, poi facciamo rispondere Antonio. Volevo dire che bisogna mettersi d'accordo, allora io scelgo una posizione stasera che è ben chiara, siccome vedo che la trasmissione va avanti tra dramma e cabaret. Allora io preferirei, come anche certi interventi, parliamo di sicurezza, di problemi importanti, ho parlato della crisi economica, di una polizia che deve essere assolutamente incentivata e nello stesso tempo meglio organizzata, poi ci sono degli intermezzi con delle domande sul Napoli e altre cose, poi il simpatico e illustre ospite che non conosco però io stimo e rispetto perché ha l'originalità nei suoi interventi, addirittura ci accusa di dire delle cose stupide sugli stupri. Non so se lei conosce stupri intelligenti o giornali intelligenti che parlano meglio degli stupri. Comunque io accetto grande spirito di tolleranza e simpatia quello che lei dice, perché no, lei dice il mio nome, tra l'altro. L'ho dato un'infinità di volte pure sotto il palco del suo giornale. Non ha importanza. Non ho buona memoria, comunque io la vorrei... Ho fatto una domanda precisa, lei non mi risponde. Io le avevo detto di spiegare ai telespettatori rispetto a quello che avevamo detto prima, era una provocazione chiaramente, l'idea delle ronde per i turisti, e l'abbiamo spiegato in premessa. Mi sa dire invece milioni che sono stati sperperati, le telecamere nella città di Napoli con milioni di euro, e che significa i percorsi blindati per i turisti suggeriti dall'amministrazione, l'ho letto sul suo giornale, che dovevano aiutare i turisti a girare per Napoli con i carabinieri a destra e la polizia a sinistra. Facciamolo rispondere però. Non lavori, tu leggi tutti i Facciamolo rispondere. Antonio, scusa. Presto non avremo manco gli euro per comprare il giornale. Mi scusi tanto. Prego. Lei è molto simpatico perché vivacizza la trasmissione e quindi la gente casa non soffrirà. No, ma lei è persona lei fa la spalla. Perché lei ha una splendida abilità, è quella di confondere le cose, sperando di confondere le idee a chi ci ascolta. Un conto sono i percorsi protetti e quindi sicurezza piena, perché i percorsi sono protetti, perché lungo questi percorsi, lungo questi itinerari turistici ci sono poliziotti, carabinieri, vigili urbani. Se invece in quale la altra sicurezza parte del mondo esistono i percorsi protetti? Lei ha garbo di interrompere. In quale altra città del mondo un turista viene accompagnato dal percorso protetto? La città con i percorsi protetti al mondo. Scusate, ma non vi sentono però, non vi ascoltano. Meno male allora. Anche la regia. Io sono molto divertito perché hai ragione. Si tenta di... c'è una regia involontaria. Antonio, ti chiedo scusa io. No, ma per carità, ma figurati, ma io sono contento perché in fondo questa è Napoli. Vedi, anche la regia vi ha messo... È proprio il modo di esporre in maniera così confusa le cose, ti dà l'impressione di questa babele chiamata Napoli. Io ripeto, gli itinerari turistici protetti da forze dell'ordine sono un'iniziativa, può essere discutibile, comunque apprezzabile. Affidare la sicurezza del turista agli ausiliari che non hanno altri poteri che chiama la polizia mi sembra una cosa divertente, amena, che ci aiuta a passare la serata. Tra l'altro siamo alla vigilia del weekend e ci prepariamo ad un weekend, speriamo, sereno nonostante il maltempo, proprio perché c'è una crisi che incombe, tanti problemi, e allora è opportuno raccogliere, spero con animo grato, proprio queste pseudo provocazioni, perché sono delle gag teatrali, non di più.